7 comuni in Veneto insieme per promuovere il biso, il pisello, prodotto riconosciuto con il marchio DECO, denominazione comunale. La rassegna si chiama Bisi in Festa e si svolgerà anche a Peseggia di Scorzè domenica 29 maggio. È la prima volta che le Proloco Unite si sono organizzate per una promozione coordinata. È una cosa unica perché per la prima volta un gruppo di Proloco in tutto il territorio del Veneto, rappresentanti praticamente di tutte le province, si sono messi assieme per valorizzare un prodotto, per valorizzare un territorio e per mantenere vivo anche la tradizione dei propri paesi. Il presidente della Proloco di Scorzè fa suo l'insegnamento del maestro Cipriani. Oltretutto, i nostri prodotti sono molto richiesti all'estero. Il maestro Arrigo Cipriani ci insegna, cioè i piatti semplici, i piatti che facevamo nelle nostre campagne, aggiungendo al riso le nostre verdure, perché noi abbiamo 4 prodotti che sono eccezionali, dagli asparagi al biso, al pomodoro e al radicchio. Questi sono prodotti, se guardiamo la stampa internazionale, parlava l'altro ieri del radicchio di Treviso che stanno coltivando ettari. Perché non possiamo apportare il nostro biso? Certamente, solo che quando chiedono le quantità bisogna dargliele, se no se vai lì con poca roba non fai niente. Una tradizione antica, quella della promozione dei bisi, soprattutto a Peseggia, la cui festa risale a moltissimi anni fa. Una tradizione molto lunga che viene da molto lontano e come diceva prima il presidente della Proloco è un discorso proprio che risale alla nostra Venezia, alla Serenissima, il Doge che ha valorizzato per primo questo piatto di risi e bisi e lo ha fatto diventare, su molti libri si trova, il piatto dei Dogi.